Settembre segna l'inizio dell'autunno, ma anche delle tradizionali fiere e sagre di paese, che a me piacciono tantissimo. Queste manifestazioni sono legate alla commemorazione di Maria o di un santo patrono e in onore di queste figure sono stati costruiti numerosi santuari sparsi in tutto il Veneto. Ora vi parlerò di due luoghi a me molto cari. Il primo è il santuario della Beata Vergine della Misericordia, a Terrassa Padovana, costruito verso la fine del 400. La storia racconta dell'apparizione della Vergine ad un bambino muto dalla nascita, mentre stava pascolando i porci. Dopo avergli donato la parola, la Madonna invitò a fare erigere un tempio proprio in quel luogo, promettendo ogni grazia e misericordia. Storia simile si verificò anche a Ospedaletto Uganeo nel 1468, dove in località Tresto si narra che la Madonna sia apparsa ad un barcaiolo e diede ordine di costruire una chiesa in suo onore, come viene raffigurato in questi quadri. Il barcaiolo però rispose che non godeva di credibilità e quindi la Madonna gli diede un coltello, che piantato per terra e poi estratto gocciò